Non dei tagli, ma una razionalizzazione dei servizi, questo è il punto principale della riforma della sanità regionale che il presidente della regione Marco Bucci ha presentato insieme all'assessore della sanità regionale Massimo Nicolò questo pomeriggio agli operatori sanitari di ASL 4 qui al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Il presidente ha illustrato quelli che saranno i principali punti della riforma, rispondendo anche ai dubbi e alle domande appunto degli operatori. Il punto principale è che non è una riforma per risparmiare, ma una riforma per servire i cittadini, che alla fine permetterà di investire di più. Questo è il punto principale, perché non sarà un risparmio, ma sarà invece un aumento di investimenti e di risorse. Queste risorse saranno guadagnate dal back office, ovvero da quelle cose che possono essere razionalizzate e che non toccano direttamente il cittadino, mentre ci sarà un aumento di risorse che vanno a toccare il cittadino sia sano che malato. Questi incontri, ad esempio oggi anche col personale, quali sono i punti anche nei precedenti incontri che vengono chiesti? Ogni cambiamento presuppone anche magari una serie di preoccupazioni. Il nostro compito è di dare delle soluzioni, delle risposte anche a quelle che possono essere preoccupazioni. Ma in realtà non ci devono essere preoccupazioni, perché qui siamo veramente a dare un servizio migliore a tutti i cittadini e anche agli operatori, in termini di carriera, in termini di compensi e in termini di prospettive future. Dal punto di vista dell'iter della riforma, quali sono i prossimi passi? 9 e 10 saremo in Consiglio regionale per l'approvazione e poi dal 1° gennaio si comincerà a fare tutto il lavoro per la predisposizione del piano sociosanitario.